Partiamo con un artista che ha appena pubblicato il suo EP, l'ha pubblicato un paio di settimane fa perché è uscito l'8 di gennaio, Sì. se non sbaglio, e si chiama Epicentro. Sì. Ed è insomma un lavoro che è nato, io lo dico perché ho letto già un po' la sua biografia, è nato quasi diciamo per caso, perché tu non pensavi di fare la cantante a un certo punto, cantavi però. Sì, diciamo che non è che proprio non pensassi di farla cantante, che Ci non pensavi pensavo un po'. che sarebbe uscito un EP. Ho scritto delle canzoni e poi a un certo punto le ho raccolte e ho detto voilà. Ben d'accordo. E questa sera ci farai sentire quindi diciamo alcuni brani da questo tuo lavoro. Con che cosa cominciamo? Il primo brano che vi presento questa sera si intitola Olio su tela. Olio su tela, io sono cobalto al salotto. Disegnerò il tuo profilo con il tratto delicato della mia mano che danzerà per te su questa tela bianca. Libererò la mia testa dal buon senso e dall'idea che altri hanno dipinto di te prima di me. Inseguirò la curva delle tue labbra fino all'orizzonte del mondo e le restituirò le tinte dal cielo al tramonto. Miscelerò gemme di giada al bruno Van Dyck di tuoi occhi. Saranno lune affacciate sui cieli d'estate. Tu sarai per me ed io sarò per te. Tu sarai fatto ad arte per me. Riempirò i tuoi spazi vuoti con le mie buffe mani e ti renderò caotico, imperfetto e ubriaco di colori. Tu sarai per me ed io sarò per te. Tu sarai fatto ad arte per me. Na 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 na. Na 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 na. Tu sarai la bellezza di un'idea che non può non essere. Sarai cibo per la mente, sarai il pigmento che
Io sono Cobalto qui al Salotto di Mao in diretta streaming dalla Zenith Room del Lab. Ricordiamolo, siamo in diretta streaming sulla pagina di Corto Corto. Sai che a me queste cose delle sono- dirette streaming mi sono fanno una- impazzire. Sono una cosa che ti fanno Bellissime. impazzire, ma c'è di più perché saremo anche poi in radio su Radio Flash e su Radio Città Futura a Roma, wow. e succederà domenica la prossima settimana, quindi saremo diffusissimi, oltre che chiaramente tutti gli streaming, le cose eccetera Podcast, eccetera. non è chiamato in caso hashtag Podcast, io poi mi perdo un po' su questi aspetti, Sui però podcast. è giusto ricordarli, è giusto Devi ricordarli. ritornare sui tuoi podcast spesso. Devo tornare altro che sui miei podcast, devo tornare. Ma noi andiamo avanti, lasciamo perdere quello che devo fare io perché abbiamo qui un artista che è appena uscita con un EP, abbiamo detto l'8 di gennaio, Epicentro. Che questo c'è un gioco di parole, vero? No. No, e quale sarebbe stato il gioco di parole? Epicentro. Come sarebbe Lascia stato? perdere, è un giocaccio di parole comunque, lasciamo perdere, non c'è il gioco di parole, c'è però, come dire, Sì, certo che c'è. C'è. No, dai. C'è. Ma sì che c'è, dai. Mamma mia, Cioè, vabbè. qual è questo centro? È la domanda che devi fare. Qual è questo centro? fagliela tu a questo punto, Qual è qual è? questo centro di cui si parla nell'EP? Vabbè, l'epicentro sono io. Voilà. Quello dov'è? Oh, parla di qualcosa che conosce, cioè ci sta, no? Che alcuni parlano così, invece bravo. Ecco, e allora per arrivare diciamo a questo epicentro, qual è la prossima tappa? Allora, la prossima tappa si intitola Alice ed è il primo pezzo che io ho scritto e mi ha portato molta fortuna, quindi ve lo voglio presentare questa sera. Vado. Beh, Buona questa c'è fortuna a l'emozione, tutti. scusa. Alice. Tu che chiudendo gli occhi vedi le ninfe di Monet, tu
questo si chiama presente. Io sono Cobalto qui al salotto di Mao con questa che era Alice. Sì. Ecco, però tu questa sera non sei da sola sul palco, lo diciamo perché non ci avesse visto in stream, perché non è ma cosa state facendo? Hashtag subito tutti in streaming. Esatto, ti fai accompagnare da un batterista, vogliamo conoscerlo. Sì, perché lei è molto brava, no? E quindi, come hai visto, si fa accompagnare da un batterista che credo sia un ragazzo americano, australiano comunque, no? Cioè, dove hai trovato questo? Per via molto della bravo, felpa, molto bravo. felpa. Ma anche per via della faccia, diciamo, no? Sì, dunque io ve lo presento. L'uomo alle percussioni questa sera è quello che mi accompagna poi sempre nei concerti, è Francesco Cornaglia. Italiano. Cornaglia, forse Cornaglia. Detto anche Frank, però diciamo. Detto anche Frank. Detto anche Frank, quindi magari lui ha sentito dire solo questo, hai sentito solo il nome. Io lo sento chiamare Francis. Senti, e ti ha accompagnato anche cioè ti accompagna nelle date, ma la registrazione del disco invece come, insomma, con chi l'hai fatta? Allora, la registrazione del disco io l'ho fatta all'Obster Studio, che è uno studiolo di ragazzi molto giovani con cui sono molto amica, è uno studio che sta a Monasterolo di Savigliano. Qui c'è l'applauso, sai quando dice, you know, we're in Boston. C'è qualcuno di Monastero da Savigliano. Vabbè. Comunque è stato registrato da Michele Nicolino, se qualcuno lo conoscesse. Tu adesso non è che dobbiamo. Un applauso a Miki anche ci può stare. Sì, un applauso. Ti ha aiutato nella realizzazione di questo EP. Chitarra e basso sono stati suonati da Alessandro Sella, che mi accompagna durante i live quando sono nella formazione completa. Sembra che Il batterista però non era lui, ma quindi comunque ci conosciamo da 10 anni e finalmente siamo riusciti a suonare insieme. Ma perché lui era impegnato in un tour in Australia, credo. Sì, Frank di Australia. Non è facile avere Frank, diciamo, tra le proprie fila. Allora, qual è il prossimo brano che ci fai ascoltare? Il prossimo brano che... Lui è il producer, perché sai, è il producer. Lui è preparatissimo, io lo cazzo sempre, ma poi alla fine è più bravo di me. Ma non cazziamo, poverino. E il prossimo brano che vi presento è il secondo singolo di Epicentro e si intitola Come pioggia. Pioggia sul soffietto
Se esiste questa stanza oltre le pareti, cercami. 1, 2, 3 girando. Balliamo un valzer lento, tra le tue braccia stringimi. Respiro ancora e saziare i miei occhi di luce, ritrovando in te il coraggio baby. Rinfrescami come pioggia. Grazie a tutti. Grazie. Io sono Cobalto qui al Salotto di Mao. Allora, non abbiamo ricordato se ci saranno delle date a breve, se hai delle date in programmazione, magari se hai voglia di ricordarci qualche appuntamento. Mi sa che a febbraio c'è qualcosa. Sì, l'8 febbraio suonerò a Chieri al Gorilla 2.0. Oh. E l'11 febbraio suonerò a Tavelle. Al MAM Recording Studio. Una roba diciamo hi-fi. Beh, molto cosa, hi-fi. molto Qualche hi-fi. riferimento. Attenzione, Qui attenzione. meno hi-fi, un po' più meno lo-fi, hi-fi, poi un giamaicano qua. Ma lo sai, Qualche anche riferimento per l'ambiente- trovarti sulla rete? Pam. Allora, vabbè, io sono Cobalto su Facebook, io sono Cobalto su YouTube, io sono Cobalto su Spotify, io sono sei Cobalto un po' Cobalto, un po' dappertutto. brava, Sì. Dappertutto. Sì. Allora senti, con quale brano ci saluti questa sera, quale che l'hai messo in scaletta? Allora, questa sera vi saluto con un brano a cui sono molto affezionata e l'ho scritto con, diciamo, in compagnia di, più che con l'aiuto di, il maestro Sandro Serra, Titor, se qualcuno non conoscesse. Si intitola... Salutiamo. Ciao Sandro. Ciao, un applauso anche a Ciao, un applauso, sembra che... Guarda che questa sera siete un po' prodighi di applausi, non va bene. C'è la nebbia, non va ma è un po' bene. anchilosato. No, perché io poi so già cosa succede. No, raga, perché bisogna di... Questo pezzo si intitola Mareggiate. La 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 Voltati e ricordati di non pensare al travolgente vuoto intorno. Voltati e non mi aspettare, perché non ritorno, no, io non ritorno. Saremo come piante grasse senza sole, saremo come i passi di un balletto meccanico, saremo due parole messe insieme da un equivoco, saremo mareggiate contrastanti a fare a botte con le onde. Na 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 na. Na 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 na. Nel ruggito della terra che si alza tra la folla, io e te come due estranei, dentro il muro del suono di un grido di silenzi, noi due così
vissuto all'alba, abbandonati in questa sterminata ombra, con l'ebbrezza di salpare per un mare di ricordi, noi creature della terra. Ferma, saremo come un aforisma senza poesia, un'ambola balia di un equilibrio precario. Saremo naviganti sotto un cielo inquinato, dentro mareggiate contrastanti a fare botte con le onde. Saremo mareggiate contrastanti a fare botte con le onde. Saremo mareggiate contrastanti a fare botte di onde. Io sono Cobalto. Grazie. Grazie mille, grazie. Francesco Cornaglia al tamburello. Esatto, grande Frank anche. E chiaramente un grosso in bocca al lupo per tutto quello che Viva il lupo. farete. A prestissimo.